Giovanni Corona, 65enne di Longarone, è morto precipitando dalla gru che stava installando. Aveva 4 figli, ormai grandi, e lavorava molto spesso non solo fuori provincia, ma anche fuori regione, come nel momento del tragico incidente. La morte di Giovanni Corona sicuramente ha colpito tutta la comunità di Longarone perché era una persona conosciuta anche se lavorava spesso lontano dal nostro paese, ma soprattutto perché lascia 4 figli e poi è una morte sul lavoro e questo ovviamente ci fa sempre riflettere di fronte a queste tragedie, soprattutto perché non si è fatto ancora abbastanza per garantire a coloro i quali rischiano la loro vita lavorando di trovare quelli che sono dei sistemi che possano permettere loro veramente di lavorare in piena sicurezza. La strage silenziosa non si ferma e tocca ancora una volta la nostra comunità bellunese. Con queste parole Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno Treviso, ha commentato la notizia dell'ennesima tragedia sul lavoro, consumatasi questa volta in un cantiere a Rivoli, in provincia di Torino, dove Giovanni Corona stava lavorando. Siamo di fronte a un'emergenza nazionale, continua la strage silenziosa dei morti sul lavoro. Morire a 75 anni in un cantiere a 500 km da casa non è accettabile. Un ulteriore morto sul lavoro che si aggiunge a quelli che abbiamo già contabilizzato nel 2023 nella nostra comunità di Belluno. Non è possibile continuare in questo modo. Istituzioni, politica a tutti i livelli devono dare delle risposte, devono intervenire per far sì che questa strage silenziosa abbia termine e che possiamo annoverarci in un paese civile come paese civile che diciamo di essere, ma che non lo siamo fin tanto che continueremo a contabilizzare morti e infortuni sul lavoro.